L'alta formazione professionale è uno dei temi centrali della 27esima edizione di Jobe Orienta, che dedica un convegno all'analisi degli ultimi dati sugli ITS e ai racconti delle storie e progetti dei giovani diplomati. È una situazione win-win perché sono sia i ragazzi e credo le famiglie dei ragazzi contente, ma anche le imprese, perché trovano ragazzi preparati, motivati, spesso che sono stati coltivati insieme perché hanno fatto un pezzo di percorso formativo in maniera mutuale. Quindi è una cosa molto importante per il nostro paese. Noi dobbiamo cercare di spingerla sempre di più per aumentare il numero di studenti degli ITS. L'81% dei diplomati degli ultimi 4 anni, dato positivo, di questi anni ha trovato lavoro coerente col titolo di studio e con buona possibilità anche di crescere in maniera occupazionale, lavorativa e contrattuale, segno che siamo sulla buona strada. La necessità di rendere riconoscibile l'istruzione tecnica superiore è forte. Per questo è stata annunciata la nuova denominazione Academy, che accompagnerà l'acronimo ITS. L'idea è proprio quella di renderle più riconoscibili, quindi il percorso istituzionale, quindi ITS rimarrà, però vediamo, insomma, pensiamo a qualcosa anche di più attrattivo e allo stesso tempo identificativo. Sono il legame diretto dell'alta formazione tecnica con il mondo anche ovviamente dell'approfondimento teorico e hanno una forte declinazione sul territorio, quindi da oggi saranno l'Academy del turismo, l'Academy della moda, l'Academy della meccanica e avremo, credo, un grande risultato anche in questo.